Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. E c'è lotta per il comando con Onni Lest e Zastavadaghi che lottano. Zastava insiste, si avvantaggia, passa a condurre dopo meno di 200 metri Zastavadaghi, quindi leader. Numero 1 Teafor Tufont Squalifica squalificato. per T42 Font, mentre all'esterno c'è la progressione di Voldemort Nall che in poche battute assume l'iniziativa. Al largo invece c'è Zumba B. Ha preso dunque ottima partenza Voldemort Nall che dopo 400 metri è passato in testa. Completa i 600 iniziali in 46,2 che valgono meno, presi dal secondo nastro, presi dallo start ovviamente, mentre il secondo nastro è per Voldemort Nall, seconda posizione sempre per Zastavadaghi. Poi c'è Onni Lest, cerca di progredire Zumba B e intanto gli 800 in 1:1,9. Zumba B avanza, ora è al sediolo di Zastavadaghi, quando i cavalli stanno per completare il chilometro iniziale. Al largo sono anche Uragano P e Zachar Bey. Chilometro completato in 1:17,6 da parte di Voldemort Nall. In seconda posizione Zastava, poi all'esterno Zumba B. Ancora Uragano P che si trascina Zachar Bey e All About B. Un giro alla conclusione. Il gruppo è chiuso da Annie Pan. Intanto siamo a metà della penultima piegata con Voldemort Nall che non si lascia avvicinare da Zumba B, che comunque insiste all'esterno, sta superando parzialmente Zastavadaghi. Al largo sempre anche Uragano P. Ora 500 alla conclusione, Zumba sempre protesa al sediolo di Voldemort Nall che cerca di accelerare nuovamente, il parziale in 14,6. Curva conclusiva, Zumba B supera Zastavadaghi e va in seconda posizione, mentre cerca di progredire anche Zachar Bey. In mezzo alla pista anche l'About B, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo. Voldemort Nall entra con una decina di metri di margine e nel finale si distacca per vincere agevolmente. Vittoria per Voldemort Nall, Matteo Zaccherini. Il secondo posto è per Zumba B, al terzo ancora Zastavadaghi. 1:15,6 con 28,8 a chiudere. Voldemort Nall e Matteo Zaccherini chiudono la giornata gentleman con un bel successo, sfondando dopo 400 metri. Il segreto della vittoria per Voldemort Nall, Matteo Zaccherini, training di Mattia Ricci. Rivediamo le fasi finali con Voldemort Nall che chiude quindi la giornata gentleman a Bologna. E l'Arcoveggio chiude anche i battenti per la sua stagione primaverile. Il testimone ora passa al Savio di Cesena che aprirà il 2 di luglio per la 2 mesi estiva, mentre l'Arcoveggio riaprirà a metà settembre.